Inquadra qua. Vai. Allora, qui siamo a Mandrantine, nel comune di Tiesi. Questa è la tomba 1 della necropoli. Le prime osservazioni che vogliamo fare insieme a voi, giusto per gustare un attimino le differenze e notare qualcosa di importante, osserviamo qui subito in quest'angolo. Osservate qua, guardate qui come residua una piccolissima parte del padiglione. Qui vi era il padiglione che ricopriva l'ingresso nell'anticella. Entriamo nell'anticella e che cosa possiamo vedere? Osserviamo la pianta. La pianta è semicircolare. Di fronte a noi abbiamo la parete rettilinea, a destra e a sinistra le due ali che formano il semicerchio. Se guardiamo la parete frontale, la parte più alta vedete che segna due linee inclinate, una verso sinistra e una verso destra, che formano la copertura radiale di una capanna semicircolare. Vediamo che lungo la parete, vedete verso l'alto, c'è tutta questa cornice che qui vedete annerita. Osservate un attimino, faccio tutto il percorso, arriviamo fin qua e vediamo la banda orizzontale, addirittura la banda verticale, cioè. Abbiamo la stessa architettura che ritroviamo nell'anticella della necropoli di Santo Pedro, nella tomba dei vasi tetrapodi. Questa è la somiglianza che balza agli occhi e che rende molto importante questa struttura architettonica, perché qua possiamo immaginare che siano gli stessi, sicuramente la stessa cultura di Ozieri, la cultura che ha scavato questa tomba, ma addirittura possiamo ipotizzare gli stessi architetti scalpellini, perché superato questa anticella, di cui il portello che va verso la cella principale residua solo dello stipite del portello, vedete che è stato tutto tagliato, si conserva solo il rincasso, due rincassi, ingresso, il portello. Andiamo nella cella principale e anche qua vediamo che le celle minori sono molto sopraelevate rispetto al piano pavimentale. Qui abbiamo una cella con il portello di forma trapezoidale, leggermente trapezoidale. Bene, anche questo ricorda il Santo Pedro di Alghero. Dentro vi è una cella di medie dimensioni. Anche qui un'altra cella, con molto importante ancora sul davanzale, diciamo così, sulla base di questa cella, vediamo dove veniva inserito, diciamo così, il portello con il suo sostegno per tenerlo aderente e fermo. Queste sono le cose che abbiamo colto e che vogliamo condividere con voi. Ringraziamo Francesco Carta per questa ulteriore dimostrazione riguardanti le culture prenuragiche della Sardegna e chiudiamo questo filmato.